benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Siracusa i grandi del G7 firmano un documento congiunto per rilanciare il comparto agricolo e della pesca, anche in vista delle sfide globali, dal cambiamento climatico alle nuove tecnologie. Manifestazione silenziosa di un piccolo gruppo di agricoltori, tra loro l'ex leader dei Forconi. In questo G7 è la protesta al TG Sicilia, non ci sono i veri contadini. La grande sete, situazione drammatica a Caltanissetta dove l'acqua manca anche da 110 giorni, a secco pure il municipio. Stamane grossa perdita d'acqua da una conduttura davanti al Palazzo di Giustizia. Lo stupro di gruppo a Palermo, l'accusa parla di città feroce e senza occhi. Per i 6 imputati maggiorenni chieste pene da 12 a 10 anni e 8 mesi. Catania, ancora grave, la ragazza cosparsa di benzina e ustionata dalle fiamme. È stata un'autentica spedizione punitiva per un giovane conteso da 2 ragazzine di 12 anni. Castelvetrano, dopo il no alla proiezione di Ilu, il film che racconta Messina Denaro, il PD annuncia lo faremo vedere in piazza e la città è divisa. Catania, omaggio a Franco Battiato con Arisa, Colapesce Di Martino, Chiara Gagliazzo, Rafael Gualazzi stasera alla Villa Bellini. L'ingresso è gratuito. Calcio, Serie C, da domani in campo le siciliane. Il Catania cerca di tornare alla vittoria contro la capolista Monopoli. Il Trapani, riceve la Turris. Lunedì il Messina a Picerno. Bentrovati. A Siracusa i grandi del G7 firmano un documento congiunto per rilanciare il comparto agricolo e della pesca anche in vista delle sfide globali, dal cambiamento climatico alle nuove tecnologie. In diretta da Siracusa, Luca Ciliberti. A te Luca. L'agricoltura e i sistemi alimentari sostenibili possono invertire la rotta su cambiamento climatico e su perdita di biodiversità. Sono queste le parole della prima parte del documento che aprono appunto questo impegno congiunto firmato, siglato dai 7 ministri dell'agricoltura dei paesi più importanti, che sono Italia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, i 7 grandi. Il G7 dell'agricoltura dunque si conclude oggi con la firma di questo documento. La presidenza italiana ovviamente ha seguito tutti i lavori, essendo appunto lo Stato, la nazione ospitante, e proprio qui dal Castello Magnace, che pian piano si sta svuotando, sono stati sottoscritti i punti fondamentali di questo documento. Prima di tutto rafforzare l'agricoltura e i sistemi alimentari redditizi, equi e sostenibili. Sono tutti d'accordo su questo i paesi del G7. Scienza e innovazione per mitigare l'effetto del cambiamento climatico, e poi le giovani generazioni, che sono state protagoniste anche stamattina nel G7 giovani e saranno, secondo i ministri dell'agricoltura del G7, protagonisti del cambiamento futuro. Sarà l'agenda 2030 a segnare quanti passi verso questi punti saranno stati fatti, e ancora poi lo sviluppo dell'agricoltura e dei sistemi alimentari in Africa. Anche l'Africa è stato protagonista di questo G7, e insieme hanno sottoscritto tutti, ed è presente anche nel documento, l'unanime condanna alla Russia per la guerra in Ucraina e in generale un auspicio affinché si concludano tutti i conflitti. I grandi dell'agricoltura si sono riuniti alle 12, si è conclusa con una conferenza stampa e con la sottoscrizione di questo documento. Il primo a parlare ovviamente è stato il ministro dell'agricoltura italiano Francesco Lollobrigida, che abbiamo sintetizzato in questo contributo. L'obiettivo che ci poniamo è avere un mondo più equo e giusto, in cui tutti possono avere non solo cibo, ma cibo di qualità. Con i paesi africani nel forum, e poi ancora
all'interno della riunione che abbiamo appena concluso, abbiamo approfondito un modo di collaborare che l'Italia ha voluto intitolare a un grande uomo, Enrico Mattei, che seppe guardare all'Africa in modo paritetico. Due elementi di cui appunto l'Italia si fa vanto e si fa portavoce sono entrati a gran voce appunto in questo documento unitario. Il primo, la sovranità alimentare. Il governo Giorgia Meloni ha inserito il termine della sovranità alimentare nel Ministero per l'Agricoltura e Foreste al proprio insediamento, un concetto che ha trovato grande e unanime supporto soprattutto dalla Francia. E poi la pesca. Per la prima volta il G7 Agricoltura è diventato G7 dell'agricoltura e della pesca, quindi anche misure a favore degli agricoltori saranno approntate dagli stati e dai ministri competenti per favorire la pesca in tutto il mondo. C'è stata oggi a Siracusa, a conclusione, anche una protesta seppur simbolica di alcuni agricoltori senza sigla, capitanati appunto dall'ex leader del Movimento dei Forconi Mariano Ferro all'ingresso dell'isola di Ortigia su Ponte Umberto. L'ha seguita per noi Francesco Loi. Subito dopo restituisco la linea allo studio. Speravamo che si parlasse di agricoltura dal punto di vista del produttore agricolo, del contadino. Vedo che invece stanno parlando tutti, ma proprio tutti, sindacati, la politica, l'indotto, rappresentanti farmaceutici, c'è di tutto e di più. Quello che manca è la voce del contadino. Loro sono una piccola rappresentanza di agricoltori che ha deciso di fare una protesta silenziosa, senza simboli né bandiere. Sono all'ingresso di Ortigia, qui dove a due passi è riunito il G7. Alla politica chiedono verità. Diteci che non c'è una lira, diteci che non possiamo affrontare l'argomento, diteci la verità. Per l'ex leader dei Forconi la siccità è soltanto la punta dell'iceberg dei tanti problemi del comparto. Il governo dovrebbe fare di più e qui, secondo loro, manca la vera voce del contadino. Raccontare, narrare questa agricoltura fantastica che viene narrata al G7, devo dire, è quasi una presa in giro per chi lavora tutti i giorni nella terra. Le organizzazioni di categoria hanno interesse a creare burocrazia, perché con la burocrazia le associazioni di categoria fanno business. Noi non siamo interessati a fare business con le associazioni di categoria, perché noi paghiamo e loro lucrano. Gli aiuti arrivati fino ad ora, ci dicono, non bastano. Sono fatte molte chiacchiere, si è buttato molto fumo con pochissimo arrosto, hanno parlato di voucher, hanno parlato di aiuto alle aziende. Noi come azienda, ammesso e concesso che li prenderemo, ci daranno 200-300 quintali di foraggio, basterà sì e no per 3-4 giorni per poter sfamare gli animali. Le altre notizie: ad Acate, nel Siracusano, 2 imprenditori agricoli di origine tunisina arrestati per caporalato. Veronica Barbarino. Ancora sfruttamento e degrado nelle serre del Ragusano. 2 imprenditori agricoli di nazionalità tunisina sono stati denunciati ad Acate per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno. Durante l'ispezione della polizia, gli agenti hanno trovato 6 operai tunisini intenti nella raccolta di ortaggi senza i necessari dispositivi di protezione individuale come guanti e scarpe antinfortunistiche, in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Inoltre, a poca distanza dall'azienda, a circa 50 metri, è stata scoperta una struttura fatiscente adibita ad alloggio per gli operai, in pessime condizioni igienico-sanitarie, accertate anche dai servizi di igiene e sicurezza sul lavoro dell'ASP di Ragusa. Gli investigatori, supportati dalle testimonianze degli stessi operai e dalla verifica da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, hanno confermato la posizione irregolare di 3 dei 6 lavoratori sul territorio nazionale. Solitamente questo è uno dei motivi alla base dello sfruttamento, perché crea ricattabilità al lavoratore da parte del datore. L'irregolarità è data spesso dalle condizioni normative che ci sono in questo paese e soprattutto alla legge Bossi-Fini, per cui oltre a punire i responsabili, quindi i datori di lavoro, ci vogliono le garanzie per queste persone che devono essere riconosciute vittime di sfruttamento, di grave sfruttamento lavorativo e caporalato, e quindi deve essere riconosciuto loro un regolare permesso di soggiorno per continuare a stare nel nostro territorio.
La grande sete, situazione drammatica a Caltanissetta, dove in alcune contrade l'acqua manca anche da 110 giorni, a secco pure il municipio. Poco fa, stamattina, a complicare le cose, la rottura di una conduttura con una grossa perdita d'acqua proprio di fronte al Palazzo di Giustizia. Tonino De Mana. Ha prima partecipato alla protesta, sedendosi a terra in segno di solidarietà. Poi ha cercato di placare gli animi perché la tensione a Caltanissetta ha superato il livello di guardia. Padre Rizzi riconosce la gravità della situazione con la gente esasperata perché senza acqua non si può vivere. È un problema gravissimo, però nello stesso tempo dobbiamo stare attenti a non esasperare gli animi. Io invece quello che voglio sottolineare è un'altra cosa. Un tempo l'acqua era... In Sicilia avevamo l'EAS, che significa Ente Acquedotto Siciliano. Oggi l'acqua purtroppo è dei privati, purtroppo, per cui si può fare bello e cattivo tempo. Chi sollecita l'intervento dell'esercito, chi punta il dito contro la politica e chi invece continua ad invocare aiuto perché in alcune contrade i rubinetti sono a secco da mesi. Noi in contrada Niscimo a Caltanissetta siamo fuori dalla condotta da 110 giorni a causa di problemi pressori. In questo momento ci stanno rifornendo tramite autobotti di 2000 litri ogni settimana. Ogni settimana è un eufemismo perché si tratta di una irregolarità. Siamo costretti a stare in casa a prendere permessi finché non arriva il nostro turno. Per la verità non c'è acqua neanche nei bagni del comune, come dimostrano le immagini. Secondo questo cittadino sembra di tornare indietro nel tempo. Qua c'è il problema che c'era nel 74, con mia madre buonanima e con le bagniere, uguale, 50 anni di distanza non è cambiato niente. Esercizi commerciali a secco, in queste condizioni lavorare è sempre più difficile. Non penso che potremo andare avanti ancora per molto. L'entroterra della Sicilia soffre la sete ed ora più che mai spera in Giove Pluvio. Palermo, città senza occhi, indolente, feroce. Non ha fatto sconti la procuratrice Vaccaro ieri nella requisitoria per il processo sullo stupro di gruppo del Foro Italico. Marco Gullà. Uno spaccato grigio e triste ha parlato di Palermo come una città senza occhi, indolente e feroce. La procuratrice Laura Vaccaro ieri nel corso della requisitoria che si è tenuta a porte chiuse nel processo sullo stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo avvenuto nel luglio dello scorso anno e che vede imputati 7 giovani. La procura ha chiesto pene da 12 a 10 anni e 8 mesi per gli imputati. La procuratrice Vaccaro ha fatto riferimento al repertorio della vittima perfetta che per essere tale deve corrispondere al mito dello stupro. Ha ribadito che la colpa non è mai della vittima ma degli stupratori. Ha parlato non di gruppo ma di un branco che ha agito senza umanità e di battuta di caccia. Nel corso della requisitoria ha sottolineato i forti elementi di vittimizzazione secondaria che hanno provocato ulteriori sofferenze alla persona offesa e ha posto l'accento sull'uso delle parole che non hanno solo un significato ma anche un significante, riguardando tutte le occasioni nella quale la persona offesa viene chiamata solo con il nome, privandola del suo cognome. La procuratrice ha terminato con le parole di Tina Lagostena Bassi: noi chiediamo giustizia. Siamo tornati a Via Capuana a Catania, nel quartiere dove giovedì scorso una giovane di 26 anni è stata cosparsa di benzina e ustionata dalle fiamme. È stata una vera spedizione punitiva per un giovane conteso fra 2 ragazzine di 12 anni. Restano gravi le condizioni della donna. Simona Mazzone. Resta in prognosi riservata la giovane di 26 anni che giovedì pomeriggio è stata cosparsa di benzina prima e poi data a fuoco proprio in questo punto davanti a un garage di via Capuana, angolo via Ventimiglia, storico quartiere catanese alle spalle della fiera. È ricoverata con ustioni al volto, collo, braccia e torace al centro grandi ustioni del Cannizzaro, dove per le condizioni critiche è stata intubata. Questa mattina sul posto, bocche cucite, si è detto troppo e male, commentano le parenti della giovane ustionata a microfoni spenti. La loro versione è quella di una insensata spedizione punitiva nei confronti della famiglia di una dodicenne. Una compagna di classe avrebbe raccontato ad una coetanea che la ragazzina faceva il filo al suo fidanzatino. Storie da adolescenti, insomma, che però hanno innescato il seme della vendetta. Dal racconto delle familiari della vittima, un'auto si sarebbe fermata proprio qui, sarebbero scese delle donne. Una di queste aveva probabilmente una bottiglia già in mano e
avrebbe dato fuoco dopo aver cosparso la ragazza 26enne di liquido infiammabile. Poi la scena è durata pochissimi minuti, ci hanno raccontato, tutto è finito e sono andate via sempre in auto. Una vera faida familiare dove c'è andata di mezzo la cugina della dodicenne che era passata in casa dalle parenti per un saluto dopo alcuni acquisti in zona. Adesso saranno le indagini a chiarire i fatti. Quello che è certo è che la tragedia avrebbe potuto coinvolgere più persone, perché al momento dell'episodio, durante le fasi concitate e le grida, diverse persone sono uscite in strada, tra cui la madre della ragazzina con in braccio la bambina di 3 anni e le altre figlie a cui la benzina è arrivata addosso. Sono tanti gli aspetti da chiarire, ancora non risultano fermi. La procura ha aperto un'inchiesta, le indagini sono affidate alla squadra mobile. Restiamo a Catania, un intervento che i medici dicono finora mai tentato al mondo su una paziente affetta dalla sindrome di Bouveret. È stato eseguito con una rara procedura endoscopica nell'ospedale Garibaldi Centro su una donna di 64 anni. Il suo duodeno, cioè il tratto iniziale dell'intestino, era ostruito da un grosso calcolo. Si tratta, ha detto il direttore generale del Garibaldi Giammanco, dell'ennesimo successo della multidisciplinarità e della professionalità dei nostri operatori. Castelvetrano fa ancora discutere il diniego di Salvatore Vaccarino a proiettare il film Iddu nella sua sala cinematografica. Al contrario, il PD regionale si dice pronto a farlo vedere in piazza. Vediamo il servizio di Laura Spanò. È diventato un caso nazionale il no di Salvatore Vaccarino, gestore del Cinema Marconi a Castelvetrano, a proiettare l'anteprima del film Iddu, l'ultimo padrino, il film che si concentra su un particolare periodo della vita di Matteo Messina Denaro, quello della latitanza, esplorando le relazioni che ha mantenuto nell'ombra. Le ragioni di Vaccarino a non proiettare il film non sono state chiarite pubblicamente, ma si pensa che la decisione possa essere legata al coinvolgimento indiretto del padre nella vicenda. Antonio Vaccarino, padre di Salvatore, ex sindaco della città, dal 2004 iniziò infatti una corrispondenza epistolare con il boss, usando i nomi in codice rispettivamente di Svetonio e Alessio. La città ora si è spaccata in due su chi è d'accordo con Vaccarino e chi invece no. A scendere in campo anche il PD regionale. Nel silenzio di tanti, nelle prossime settimane il Partito Democratico organizzerà in uno spazio pubblico a Castelvetrano la riproduzione del film Iddu a cura dei registi Piazza e Grassadonia. È un film che racconta la storia di Matteo Messina Denaro, una storia su cui ancora pendono ombre e silenzi. Sono convinto che sarà una pellicola straordinaria. Io ho avuto già la possibilità di premiare Piazza e Grassadonia ai tempi della mia esperienza di assessore regionale al turismo per il film Sicilian Ghost Stories. Sono sicuro che anche questo sarà un bel film e soprattutto sono sicuro che è un film per cui non bisogna voltarsi dall'altra parte, ed è una storia che va raccontata e va raccontata soprattutto ai più giovani. Le reazioni al film comunque non sono state tutte favorevoli. A Isola delle Femmine, vicino Palermo, alcuni manifesti pubblicitari del film sono stati vandalizzati con insulti rivolti al boss, tra cui uno che recitava L'ultimo indegno. A Palermo è stato arrestato un quarto tifoso della squadra siciliana dopo il fermo di altri 3. È accusato di lancio di petardi durante la gara di Coppa Italia con il Napoli giovedì scorso allo stadio Maradona. Sono 820 i migranti che dopo l'ondata di sbarchi di ieri e della notte scorsa sono collocati nell'hotspot di Lampedusa. Sono numeri importanti nonostante ieri sera sia stato effettuato il trasferimento con il traghetto di linea per Porto Empedocle di 274 ospiti. Cambiamo argomento, pienone di visitatori a Catania per la notte dei ricercatori e delle ricercatrici. La scienza ha un futuro, lo conferma il colpo d'occhio che si vede dagli stand di Piazza Università, dal chiostro di Palazzo Platamone, persino dalle sale Kids della Città della Scienza. Centinaia di giovani ricercatori hanno messo in vetrina il meglio delle loro attività. Quasi 180 gli eventi organizzati per questa nuova edizione catanese della manifestazione dedicata al dialogo tra ricerca e società e promossa dalla Commissione europea.
Spettacolo, Arisa con la Pesce di Martino, Raffaele Gualazzi, Catania omaggia Franco Battiato questa sera alle 21 con ingresso gratuito alla Villa Bellini. Simona Mazzone. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano. L'appuntamento con la grande musica dal vivo è per questa sera alla Villa Bellini di Catania, con il tributo a Franco Battiato, cantautore, regista, compositore, scrittore, morto a Milo, paese che tanto amava nel maggio 2021 e che ha... Parole di Toscano prima della partita di domani del Catania contro il Monopoli. State con noi. Il Catania cerca l'accuso al Massimino contro il Monopoli, contro la capolista. Gli etnei intanto tentano di tornare alla vittoria mancata negli ultimi 3 turni. Marco Carli. 7 punti contro 2. Il rendimento nelle ultime 3 partite di Monopoli e Catania racconta il divario in classifica fra la squadra di Colombo e quella di Toscano. Momenti diversi di un torneo che però ha avuto avvio da troppo poco tempo per definire le reali gerarchie, come era facile capire anche quando il Catania, cominciando col piede giusto, aveva dato uno strappo deciso nelle prime 3 gare. Di certo i rossazzurri si sono quasi sempre ritrovati di fronte a squadre che al momento occupano posizioni d'alta classifica. Dopo Sorrento, Benevento, Picerno, Giuliano e Cerignola, ecco il Monopoli, reduce da 2 vittorie consecutive, che ha la miglior difesa del campionato con soli 2 gol subiti. Toscano, che conti disponibili soprattutto a centrocampo ma che ha fiducia da sempre nelle qualità ancora non totalmente espresse della sua squadra, presenta così la sfida. Gli auguriamo di recuperare presto a tutti e di riaverli di nuovo con noi, perché ci mancano come persone soprattutto. Però adesso ci dobbiamo concentrare sull'organico che abbiamo, sui calciatori che saranno a disposizione, che scenderanno in campo domani. Sicuramente la soluzione, siamo qui per trovare soluzioni, la troveremo. Dal punto di vista individuale e di squadra dobbiamo alzare il livello di prestazione. Catania Monopoli sarà seguita da Telecolor con diretta stadio a partire dalle 20:15 di domenica, 3 ore live che si chiuderanno con le interviste in anteprima ai protagonisti. Domani il Trapani ospita al provinciale la Turris. Impegno in trasferta invece per il Messina, che lunedì sera sarà ospite del Picerno. Sergio Colosi. Il Messina per il rilancio, il Trapani per la svolta. La 7ª giornata assume grande significato nei percorsi delle 2 siciliane. I Granata, dopo la cinquina al Potenza, inseguono domani con inizio alle 18:30 il primo successo al provinciale contro la Turris. L'equilibrio del campionato compensa la partenza a fasi alterne della squadra di Aronica, che ha soltanto 4 punti di ritardo dalla vetta. Il Trapani, dal grande potenziale offensivo, si misura contro una Turris che non prende gol da 4 incontri. Lescano torna dall'inizio con Zuppeli in panchina. Dopo il primo punto e il primo gol in trasferta, secondo viaggio consecutivo per il Messina, che gioca lunedì sera a Picerno alle 20:30. Ai giallorossi serve alzare l'asticella perché il calendario è in salita. 3 dei 4 prossimi avversari sono ai vertici della classifica. Oltre al Picerno, Benevento e Monopoli, e nel mezzo il derby di Trapani. Per fare punti il Messina deve limitare gli errori di inesperienza che fin qui hanno condizionato i risultati ma non le prestazioni. Fuori salvo per infortunio, Anatriello guida l'attacco con Petrungano e Pedicillo. Mercato a rescisso Simonetta. E noi ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20. Grazie e buon pomeriggio.